Sembrava il ragazzo perfetto, ma era uno dei killer più spietati d'America. Ted Bundy era intelligente, affascinante e proprio per questo nessuno sospettava di lui. Negli anni 70, negli Stati Uniti, avvicinava giovani donne fingendo di essere ferito, chiedeva aiuto e poi sparivano. Per anni la polizia non riuscì a fermarlo. La cosa più inquietante? Ted Bundy studiava leggi e durante il processo decise di difendersi da solo. Sorrideva in aula, parlava con calma, sembrava innocente, ma dietro quell'immagine c'era un segreto oscuro. Alla fine fu condannato per numerosi omicidi e nel 1989 venne giustiziato. Ancora oggi il suo caso sconvolge il mondo perché dimostra una cosa inquietante: il male non ha sempre il volto che ti aspetti.